Allora, sono io che può presentare sul comitato Sinon Nucleo, che sono un comitato in un hanno aderito più di 100 associazioni, sempre per la visione della tavola della pace, del comune dell'Acuni, e petimus pure chi altre persone singole oppure che rappresentano organizzazioni che sono dentro di questa assemblea aderano, per esempio gli affacchi metta piaghere che aderire al sindacato, lo CGL, CILSE, ILVAT, già due sindacati che hanno aderito. Questo è un spazio condiviso, questo suo comitato Sinon Nucleo, che è basato solo su due punti di condivisione. Metta semplice, una condivisione deve essere contro il nucleare, l'altra è una condivisione su questo punto, cioè che sono questioni, scusa sul nucleare, altre importanti, che sono in capo, in competenza sul popolo sardo, cioè chi sul diritto di decidere su questa questione nucleare e questioni che riguardano sul territorio della Sardegna siano di competenza del suo popolo sardo. Su questo due punti di condivisione si può aderire sul comitato. Il perché sul comitato? Beh, il comitato è un'applicazione praticamente di una tavola della pace relativa a questo due punto di condivisione, cioè avvero in questi spazi si può vraicare pace, che noi pensiamo che anche noi una lotta contro il nucleare siete veramente lavorare per sapere chi sono. In quel papaia è punto, uno dei suoi punti narrata è come sti sparito, ma penso che la pezza da lei su chi sul nucleare è la culla della bomba, la culla della guerra. Adesso nucleare nasce su plutonio, adesso nucleare nasce di urano impoverito, adesso l'urano impoverito adesso plutonio nasce di bomba nucleare e bomba tradizionale, adesso la bomba nasce di guerra, e la guerra è contraria a sapacche, quindi questo comitato su che fa rifiutando l'imposizione delle basi e delle centrali nucleari di Sardegna è che è un'operazione del PAC. Come non scheda un PAC scolare questa questione della centrale nucleare di Sardegna? Beh, usano queste armi di solo, l'arma del suricato occupazionale, non hanno paura sul disispero, che la classe operaia in crisi e che sul pastorio sono mattessi in tanta crisi, fino a che sapere un cantiere nucleare a tappare il gas in manna dal cielo. Stiamo più attenti, che hanno a mobilitare tutto il possibile, hanno a mobilitare poi torna si scusa che questa energia nucleare costa de manco. Beh, noi che non abbiamo tempo di dimostrare, ma comunque siamo girando dal Vitesa e abbiamo a volare pure in là, con in vita nostra, noi che bassini, ci non spunite a disposizione locale e organizzazione, noi siamo disponibili a presentare questo referendum in vita nostra e a spiegare a Sazzente il techerenare lo IESO nucleare. Quindi il techerenare non credere a salfesseria che non narrano che il nucleare costa de manco, ma se viene al dia costare de manca, chi carchi conto e poi dimos calessa contropartita. Pensiamo pure che costa te paia de centesimo de manco. Assai ne è fatto so sconto, se noi lo abbiamo fatto, in sa vita non si sa di risparmiare 3.000 euro, sia vero lo sconto si solo, che non sono cusso, ma voi, caro amico mio, che siete sinocchio, mamma de famiglia, babbo de famiglia, siete disponibili a vendere la salute dei Izzor vostro può risparmiare in una vita 3.000 euro a testa? Cioè a bere la vita dei fizzol vostro e di questa terra costa Gaipacu, per 300.000 anni noi abbiamo dovere ipotecare la salute di questo popolo, poi avremo risparmiato 3.000 euro in una vita? Voi pacco valimos noi popolo sardo, voi pacco valane sul monte, sul arbori che bisogna in occhi in fora, sul scadetto de saggiara che sono correnne, valimo voi pacco? Cali schitte vina si casi, poi di succedere un incidente che narra chi probabilmente non è compatibile dal suo punto di vista probabilistico, ma poi altro so sconto non manco metà largo. Bene, alle schitte che la zona evacuata quando è successo Chernobyl è spurmanna della Sardegna, cioè praticamente puoi evacuare la Sardegna di andare a esponere in moto 1000 navi se di andare a esponere in moto, per non che occare la Sardegna. Pensate che sia possibile questo? Cioè, succede un incidente, pensate davvero che sia possibile che la Sardegna venga evacuata in sul giro di una chita?
o non danno un salvagente a testa e non che imbolamos a mare. Generazione vivente. E sanno generazione vivente, cioè voi, Sigeo e tutti los che siamo in ocche. E te figura chi dai no 300 anni, a 400 anni, se noi decidiamo di lasciare colare sul nucleare, e te pensate che pensano di noi, sì, cosa sente, se gli abbiamo lasciato una bomba, gli abbiamo lasciato una centrale di ammaloramento dell'ambiente, che si mannica sabba, che si mannica tutto, e danno responsabile di questa decisione siamo noi, sì. Non possiamo pensare che altri possano decidere per noi. Sì. Noi sì, abbiamo potuto decidere se non facciamo popolo. Non abbiamo usato l'arma, siamo noi l'arma nostra. Facciamo uno popolo e decidiamo noi. Sì.